E ciao, con i capelli che stanno come stanno, c'ho la ricrescita, del colore ancora si nota e non si nota che ho fatto le messi, colpi di sole, quello che si chiamano, però della permanente si nota proprio che c'ho il dritto, poi qui inizi ricci, poi in questo periodo invernale ci si accuccia di più sotto le coperte e questo è il risultato. Ma comunque, a parte che è da settembre che me la sono fatta, comunque torniamo al motivo di questo video. Allora, questo video è un video di prodotti finiti e un'altra cosa volevo dirvi prima, prodotti mangiarecci finiti. E un'altra cosa volevo dirvi, sulle labbra ho messo board meeting di questi rossetti in stick di Huda Beauty. Allora, iniziamo con i prodotti mangiarecci finiti in questo periodo. Saranno anche 4 mesi che ho qui scatole e scatolette, poi le metto sempre da una parte e questi video li faccio così un po' per staccare un po' dal beauty. Allora, iniziamo con... Ho finito questa mostarda di ortaggi. Era la prima volta che, come vedete qui dalla figura, non è fatta con la classica, con la frutta, è fatta con gli ortaggi. C'erano carote, cipolle, e zucchine e comunque non l'avevo mai assaggiata e vi devo dire che mi è piaciuta, messa sopra la carne, sopra il formaggio, sopra la carne lessa, oppure anche messa sulla verdura cotta. Per dirvi, ho fatto i cavolfiori e la zucca cotta al forno, i cavolfiori cotti lessati in acqua e sopra, al posto di metterci condimento, sale, olio e pepe, ci ho messo questa e vi devo dire che il gusto è un gusto agro dolce, agro piccantino, per cui vi devo dire che mi è veramente piaciuta. L'ho finita, sinceramente non so neanche se ce ne siano ancora dove l'ho presa, perché quando ero più o meno a questa altezza avevo dato un'occhiata se ne vedevo altri vasetti, ma non l'avevo vista. Comunque se la ritrovo la riprendo. Poi ho finito i pancakes, cioè io i pancakes dico sempre che vorrei provare a fare io una ricetta, poi non li faccio mai e prendo questi surgelati, sono già cotti, basta solamente che li scaldi su una pentola antiaderenti e sono pronti all'uso. Io di solito ci metto la Nutella sopra. Poi in fatto di panettoni sono andata con i panettoni mignon. Ho preso questo del balocco e poi un altro panettone che ho finito, però più grande, che adesso non ho nessuna confezione di riferimento perché quello è incartato da pasticceria, per cui c'ha la carta trasparente di plastica giusto perché si vede il prodotto, è quello con il ripieno alla crema di pistacchio. E vi devo dire che anche quello non è stato niente male come panettone. Poi un altro dolcetto che ho aperto proprio ieri e lo sto nel momento in cui registro questo video, tenete conto che io registro in anticipo i video, specialmente in questo periodo di feste sono un po' anticipata giusto per capirmi che video fare. E allora ho aperto questa confezione di torta brownie e vi devo dire che non è niente male, è di questo marchio Sapori e Piaceri e viene fatto a Fietta SPA Bassano del Grappa Vicenza e vi devo dire che non è niente male, a me sta veramente piacendo. Poi cerco di fare un po' d'ordine con i prodotti che vi mostro perché altrimenti mi cade tutto l'ambaradane, tanto andiamo avanti con il video. Poi un altro prodotto che ho finito e che mi è piaciuto è questa nuova cioccolata della Linder. Questa qui è con l'arancia e le mandorle. Beh, qui si vedeva il buco per vedere com'era e si vedevano proprio questi pezzettini tagliati piccolini sia di mandorla che di arancia ed è al 70% di cacao e anche questa qui mi è veramente piaciuta come cioccolata. Un'altra novità che mi è piaciuta sono questi i Kinder Cerealè. Ho preso sia quelli al cioccolato che quelli alla nocciola. Diciamo che quelli che a gusto mio gli do un punto in più sono quelli al cioccolato, però anche quelli alla nocciola non sono niente male e vi devo dire che sono buoni. Dentro sono beh adesso qui non ce ne sono più, ma non sono
non sono tutti sciolti, sono in confezioni da 2 biscotti per pacchetto, per cui molto ideale anche eventualmente da portarseli in giro, sono veramente molto, e anche come gusto a me piacciono. Poi della Perugina ho finito le sottilissime sfoglie d'arancia, queste sinceramente non mi sono molto piaciute, ho preferito la cioccolata all'arancia che vi ho fatto vedere prima della Lindt. Questa della Perugina, diciamo che se dovessi ricomprarle passerei a qualcos'altro. Poi del stesso marchio della torta Browns che vi ho fatto vedere prima, quella al cioccolato, ho preso questi qui che si chiama, è un pane tostato all'olio di girasole e origano con pomodoro, pan di pizza. Questi crostini fatti così vi devo dire che sono veramente buoni, li ho mangiati molto molto volentieri, c'erano o così oppure semplicemente con il rosmarino, ma ho preferito questi qui gusto pizza e vi devo dire che mi sono piaciuti. Adesso inizia il macello, perché qui la matassa di prodotti aumenta, allora tende a voler scivolare. Un'altra novità sono i Nutella Biscuits. Dopo molte ricerche, molti non ne abbiamo più, sono riuscita a trovarli. Sinceramente, per un gusto mio, sì, sono buoni, però non capisco tutto questo entusiasmo come se fossero buonissimi. Diciamo che per un mio gusto sì, buoni, ma non buonissimi. Per cui, boh, vi dico che ho visto gente che ne prende anche 10 pacchi, nel carretto ne aveva messo 10 pacchi, io veramente sono rimasta così, ho detto, boh, io ho preso i miei due sacchettini giusto per mangiarli, ma non è che abbia quest'enfasi da dire sì, ho trovato il biscotto più buono che c'è. Questo no, sì, sono buoni, però niente di eccezionale rispetto a quello che vedo anche nei negozi, che tendono sempre a sparire, oppure che spariscono perché ne arrivano poche confezioni. Questo è un discorso, però se spariscono perché la gente pensa di aver trovato il biscotto più buono che c'è, questo ci metto un ni davanti. Poi un prodotto natalizio è il panforte, questo qui è quello alla mandorla e canditi, che volevo vedere, all'arancia e limone dovrebbe essere stato questo, e ce n'è un altro di questi qui panforte che è alle noci e ai fichi, ma lo devo ancora aprire. Questo vi devo dire sì, è stato buono, è stato morbido, per cui mi è piaciuto. Anche questi qui sono quelle dolcezze che si prendono adesso nel periodo natalizio. Poi un'altra dolcezza del periodo natalizio, qui non ne vedete manco uno, è questa confezione di, come vedete scritto qui, di fichi ricoperti al cioccolato con sopra una mandorlina. E anche questi qui vi devo dire che sono molto molto buoni, che se prima che finiscano le feste riesco a trovarli ancora, li prendo. Continuiamo con altri aiuto, volevo prenderli senza far cadere tutto, ma qui è alquanto complicato. Allora, vi faccio vedere un po' di zuppe. Ho preso queste zuppe già fatte, per cui zuppa di cannellini e broccoli, zuppa di crema di zucchine e patate, e questa qui zuppa vellutata, zucca e carota. Questo periodo invernale, quando non ho voglia di mangiare la verdura, apro una di queste e per me va più che bene, sono calde e adatte giuste per il periodo. Poi un altro prodotto adatto del periodo sono i canederli, nel senso che spesso li utilizzo con il brodo. Quindi ne ho di due tipi. Questi li ho presi già surgelati in un negozio che si chiama Frescovario ed è di questo marchio qui, NOC qua, che è scritto qui, e li ho trovati buoni. Questi invece sono quelli più freschi che si trovano nel banco frigo e sono di questo marchio Ghedina, dovrebbero arrivare giusto dal Tirolo. Sì, sono buoni anche questi, però
nel momento in cui li ho assaggiati entrambi avrei preferito questi surgelati sinceramente per un mio gusto, poi vedremo perché questi li ho anche ripresi da provare a fare nel brodo perché li avevo fatti con il burro e un po' di grana e nì. E adesso proviamoli con il brodo e vediamo se mi piacciono di più. Un altro prodotto che utilizzo nelle zuppe che vi ho fatto vedere prima sono i formaggini di parmigiano. Questi qui li metto al centro e lo mangio insieme con la zuppetta e a me piacciono. Poi, altro prodottino natalizio sono i marron glacé. Ho preso questa confezione, per me sono buoni, sono di questo marchio Vergani qui, dentro ce ne sono, adesso non mi ricordo il numero, sono 230 grammi, questa è la confezione, fate conto 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16, sui 16 dentro, forse, forse anche meno. E perché no, eccoli qui, ho aumentato il prezzo, i pezzi che c'erano sull'interno, contiene 9 marron glacé giganti, perché sono belli grandi e poi qui nella confezione sono quelli incartati anche uno ad uno, per cui hanno quella confezione in plastica che ha la conca incartati uno per uno e comunque questi sono i marron glacé e vi devo dire che mi sono piaciuti anche questi. Poi ho provato a prendere questi tagliolini del marchio Spinosi e vi devo dire che mi sono piaciuti. Sono, come vedete qui, c'è disegnato anche la regione da dove provengono e vi devo dire che mi sono piaciute anche per il fatto che li butti in acqua giusto un minuto, acqua bollente e salata, gli scogli sono già pronti, per cui mi piacciono anche per la velocità con cui si cucinano e anche il gusto non è niente male. Poi passiamo alla maionese tonnata. Di solito io ne prendo un vasetto di quella classica e un vasetto di quella tonnata, giusto per mischiare i due gusti. Di solito sono le due maionesi che prendo. Questa è stata quella del marchio Biffi, era quella in tubetto, sì, buona anche questa. Poi qui cosa abbiamo? Allora, qui c'ho un prodottino che avevo preso ancora quest'estate in Puglia, sono i scaldatelli alla cipolla, qui non ce n'è più uno, sono tipo i taralli, però fatti più ovali e erano alla cipolla e vi devo dire che a me mi sono piaciuti. Peccato che siano finiti. Poi avevo preso sempre quest'estate e sono riuscita a finirlo questo Ferrero Espresso Go, sono queste vaschettine che dentro c'è del caffè zuccherato per un mio gusto, se non sbaglio a ricordare, e vi devo dire che mi è anche piaciuto, non credevo, però lo pensavo peggio e vi devo dire che mi è piaciuto anche questo, questi qui dovrebbero sostituire i Ferrero Poké Coffee che sono presenti adesso nel periodo invernale, ma anche questa scoperta qui non è stata niente male, vi devo dire che mi è piaciuta. Un'altra dolcezza fatta da una pasticceria Opera è la rustega, è tipo una crostata fatta con non c'è sopra la pasta sfoglia con la marmellata, è tutta pasta frolla, ma al suo interno ci sono questi radicchi canditi. Vi devo dire sì, ni, cioè non, non è che mi faccia proprio impazzire come dolcezza. È un prodotto IGP qui della zona, però per un gusto personale lo metto su un ni. Un altro prodottino finiti e mai più ricompro sono le barrette Dark Chocolate di Fit e Via. A parte il prezzo che hanno, tempo addietro le avevo prese e mi piacevano di più. Non so se abbiano cambiato la formulazione di queste barrette, ma vi devo dire che queste non mi sono molto piaciute e finite ho detto basta, non le acquisto più. Non sapevano neanche di cioccolato, avevano un gusto strano, ho detto boh, no, basta.
Per quanto riguarda i ravioli che utilizzo nel brodo, utilizzo questi di Soverini. Questi sono tortellini bolognesi, anche questi velocissimi da cuocere, 1 minuto e mezzo. Per cui questi qui sono di questo marchio, utilizzo in questo periodo come tortellini da cuocere, da fare il brodino. Poi un'altra dolcezza che ho provato è il Chobar Crema Cameo. Questo qui l'ho trovato nel reparto frigo. Lo so che adesso sarebbe ora del cioccolato caldo, però ho voluto provare questo cioccolato freddo e vi devo dire che non è niente male come dessert. L'ho trovato nel reparto frigo e a me è piaciuto. Passiamo alla pasta de cecco. Questi erano i strangozzi. Non ditemi che pasta che c'era dentro, com'era il formato, perché adesso non me lo ricordo. E sono dal Garofalo, se non ricordo male l'altro marchio, sono passata alla de cecco. Ho provato anche la Voiello, ma diciamo che la de cecco secondo me la trovo più buona, gusto mio. Poi, sempre rimanendo in reparto volevo vedere se ne avevo altri qui. Comunque della Fit Via ho finito il tè, questo qui, quello già in bustine. Di Fit Via non prendo più il tè quello sciolto perché non mi piace dover prendere una confezione per metterlo dentro, cioè in generale non prendo il tè sciolto, preferisco quello già in bustina. E ho finito una di queste confezioni qui in bustine, ce ne sono dentro 3, uno è Fit Berry, uno tropicale e 7 strawberry, ci sono 7 bustine per tipo. E di solito lo prendo quando mi fanno delle super offerte, diciamo al 30%, visto quello che costa. Poi un prodottino che molto probabilmente non è più ora per il momento di farle, però come vi avevo anticipato, questo video sono prodotti che sono già da 3-4 mesi che metto da una parte. Ho fatto queste 2 torte della Cameo, quelle fredde da mettere in frigo. Allora, questa al limone sì, mi è piaciuta, però la migliore secondo me è questa qui al tiramisù. Questa al tiramisù mi è veramente piaciuta. Se dovessi riacquistarla la prossima estate, primavera, penso che questa al tiramisù la riprenderei. Sono facilissime da fare perché in entrambi i casi basta aggiungere 300 ml di latte e 75 g di burro, per cui si frulla un po' la situazione. Poi qui dietro ci sono tutte le indicazioni come fare il procedimento e per me sono molto buona quella al tiramisù. Continuiamo con altri prodottini. Allora, ho preso queste patatine Pata Novella. Rispetto alle patatine Amica, se non sbaglio il nome, queste sono più croccanti, quasi dure da mangiare, per cui non mi sono molto piaciute. Mentre un'altra cosa, che anche questa qui è stata sinceramente, sono queste palline di cioccolato della Lindt con dentro il mandarino e il polpelmo. Sono ricoperte di cioccolato, all'interno hanno il mandarino e il polpelmo in questo caso, ma non è che che mi abbiano fatto molto impazzire. Poi proseguiamo qui il macello che ho qui per terra. Allora, ogni tanto guardo quanti minuti che sto registrando per fare un video sui 20 minuti più o meno. Poi ho finito il riso, questo qui semifino di Vialone Nano. Questo qui arriva da Fattoria del Garzador e dovrebbe essere fatto a Gazzo in provincia di Padova, che c'è scritto qui l'indirizzo di questo riso, che è qui della mia zona, per cui l'ho trovato anche al supermercato e mi va bene così, trovare un prodotto di zona al supermercato, diciamo che mi va bene. Poi finite le arachidi pralinate, queste qui le prendo e vanno mangiate, per cui ne ho di
scorta ne ho 2 confezioni, uno di arachidi e uno di nocciole, ma le devo ancora tirare fuori dalla dispensa perché so che quando sono fuori vanno mangiate all'istante, per cui ho deciso sì, di trattenermi un po'. Poi proseguiamo. Un'altra cosa dolce che mi sono piaciuti sono i ciocco-grano del Mulino Bianco. Questi biscotti vi devo dire che sono fatti veramente veramente bene, per cui molto molto dolci e molto buoni. Non sono proprio dolci dolci, hanno quel gusto, quel retrogusto non eccessivamente dolce che a me piacciono. Un'altra pallina sempre della Lindt sono questi al mirtilli e acai, sempre stesso discorso, c'è il cioccolato e all'interno ci sono questi mirtilli e acai, ma vi devo dire a me personalmente non mi sono molto piaciuti. Poi per finire vi faccio vedere queste confezioni giganti di noci già sgusciate. Queste sono noci, queste sono nocciole, sempre queste nocciole sono tostate, queste sono solamente sgusciate e vi devo dire che vanno mangiate o così per colazioni semplici come sono, oppure messe nella verdura, dove anche sopra la pasta delle volte, sbriciolate sopra la pasta, e vi devo dire che non è niente male neanche questo prodottino. Ok, per il momento questo video l'ho chiuso qui, sono 20 minuti che vi chiacchiero, ho fatto vedere un po' di prodottini del periodo abbastanza lungo, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!